3 new entry nel progetto del controllo di vicinato che dallo scorso settembre sta coinvolgendo alcuni comuni del Veneziano, oltre al capoluogo di provincia. Mirano, Caorle e Santa Maria di Sala si aggregano al gruppo che oggi conta 21 comuni, tutti impegnati ad incrementare l'innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, promuovendo campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Noi abbiamo chiesto di aderire ancora a novembre, infatti abbiamo fatto degli incontri pubblici ad ottobre in un quartiere particolarmente popoloso, abbiamo fatto a gennaio nella frazione più grande, che è la frazione di Zianigo, e una settimana fa, dopo che c'erano già stati degli incontri organizzativi, l'abbiamo fatto nell'area nord di Mirano, che sono le vie principali. Tutto questo in un momento storico particolarmente favorevole che registra un calo generale diffuso dei reati, grazie anche all'avvio di iniziative di prevenzione e contrasto della microcriminalità e all'innalzamento degli standard di sicurezza attraverso il rafforzamento del senso di comunità. Io sono molto convinto che 100 occhi fanno più di telecamere attive. La partecipazione dei cittadini, la partecipazione intelligente dei cittadini aiuta sia le forze dell'ordine sia le istituzioni ad andare nella direzione giusta. Il controllo di vicinato permette perciò alle forze dell'ordine di ricevere segnalazioni utili al loro lavoro, crea osmosi di conoscenze e avvicina fra loro persone che oggigiorno si incontrano esclusivamente nella grande piazza virtuale che è la rete internet.